Buonasera, bentornati e bentornate a Squadra che Vince. Torniamo a parlare di agricoltura e lo facciamo per fortuna anche con un aiuto, un supporto che da 50 anni, pensate, fornisce con Difesa Verona Codive agli agricoltori. Non parliamo quindi sempre di sfortune ma anche di supporti a un settore che soprattutto a Verona è di importanza strategica. Diamo subito il benvenuto a Davide Ronca, che è il neopresidente tra l'altro di Codive da pochi mesi, proprio da aprile, vero Presidente? Sì, proprio. E poi diamo il bentornato anche al direttore Michele Marani. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora, dicevamo Presidente, c'è una novità e partiamo da qui. Lei da aprile ha ricevuto il testimone dal Presidente Faccioni, in carica da ben 15 anni. Qui vediamo da Verona Economia proprio l'articolo che annunciava questo arrivo, è un articolo del 22 aprile del 2023 e qui la stretta di mano con il past president, quindi davvero una soddisfazione da parte sua. Ricordiamo, lei imprenditore agricolo e viticoltore e insomma 39 anni, giovane, quindi espressione anche di una linea green di dirigenti. Come ha accolto questo passaggio? Quanto ha significato per lei questa stretta di mano con il Presidente Faccioni? Beh, sicuramente sono stato onorato di questo incarico e devo ringraziare il Consiglio di amministrazione che mi ha dato la fiducia. Ringrazio anche sicuramente Luca Faccioni, che è il mio predecessore, che comunque i numeri dei Codive sono molto importanti e grazie al merito suo anche, e sicuramente anche grazie al merito del nostro direttore, che comunque è una spalla portante per quanto riguarda il nostro Condifesa. Ecco, quindi da parte mia insomma abbiamo sicuramente un bel fardello alle spalle da portare avanti, sicuramente una realtà molto importante per quanto riguarda Verona e il nostro mondo agricolo, soprattutto perché comunque dobbiamo andare a tutelare e a salvaguardare le produzioni dei nostri associati e soprattutto dei nostri agricoltori. Insomma, sappiamo che in questi momenti un po' particolari il clima sta subendo delle modifiche molto importanti e lo vediamo anche sulla nostra pelle di tutti, al di là di aziende agricole o meno. Vediamo insomma che quando succedono delle calamità sono veramente importanti e soprattutto insomma da come si sta percependo ultimamente stiamo subendo proprio una tropicalizzazione del meteo, quindi fenomeni importanti e soprattutto di intensità maggiore a cui non eravamo sicuramente abituati in questi ultimi anni. Ecco, quindi da parte nostra sicuramente per le aziende agricole diventa fondamentale ormai tutelare il proprio reddito e Codive insomma dà tutti gli strumenti e soprattutto la consulenza per far sì che i nostri agricoltori riescano a portare a casa insomma la formula giusta e soprattutto cucita a pennello per quanto riguarda le nostre aziende agricole. Ecco. Queste sono le dichiarazioni, le rileggiamo insomma, di Luca Faccioni che dichiara insomma Davide Ronca è la persona giusta a succedermi, il quale oltre ad essere un amico è un professionista competente con spirito di iniziativa, saprà svolgere sicuramente il nuovo incarico in modo eccellente e dare sicuramente ulteriori stimoli a Codive, quindi a Davide e al nuovo consiglio rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro. Ricordiamo che oltre al presidente Davide Ronca è stato nominato un vicepresidente che è Mauro Mantovani e poi ci sono i consiglieri Riccardo Franco, Giovanni Aldrighetti, Valentino Gambaretto, Elia Gugole, Andrea Falsiroli, Alberto Mantovanelli, Filippo Carrarini, Gian Pietro Valbusa, Francesca Aldegheri ed Enrico Raber. Insomma, li abbiamo voluti nominare tutti perché è giusto così, è il nuovo consiglio. Diamo uno sguardo anche al sito internet per coloro che volessero anche chiaramente approfondire i temi che tratteremo questa sera assieme al presidente e al direttore. Codive.it, questo è il consorzio appunto di difesa e qui ci sono tutte le varie iniziative e diciamo le informazioni che servono e che sono necessarie per approfondire i temi. Dicevamo, direttore, chiariamo anche per un pubblico non esperto o non agricolo, insomma,
cos'è il vostro ente, che tra l'altro poi ci arriveremo, ha tagliato un traguardo importante l'anno scorso. Sì, allora il nostro ente è una cooperativa innanzitutto di agricoltori gestita da amministratori che comunque sono prima di tutto loro stessi agricoltori e questi amministratori di fatto così danno parte del proprio tempo per cercare di trovare delle soluzioni che possano aiutare gli agricoltori a tutelare il proprio reddito, perché Codive è un consorzio di difesa e si occupa di tutelare ad aiutare gli agricoltori a tutelare il proprio reddito da tutti quei fenomeni, soprattutto meteo avversi, che possono danneggiare in maniera significativa o addirittura distruggere il proprio raccolto. Mi riferisco primis a quella che può essere la grandine, il vento, l'eccesso di pioggia, la siccità, l'alluvione, il colpo di calore, il vento forte, sono tutti fenomeni meteorologici avversi che negli ultimi anni, l'abbiamo visto tutti, stanno avendo dei livelli estremamente pesanti. Qui, direttore, vediamo tra l'altro alcune immagini che ci ha fornito, magari possiamo fare anche un breve commento su alcune foto che vediamo. Sì, allora questo è un danno da scottatura, si vede che è bello evidente che il frutto è scottato, poi vediamo questi sono danni causati dalla grandine e il dissiccamento dell'arachide su dell'uva. Qua la fotografia non ha bisogno di commenti, sono reti antigrandine che hanno conservato delle grosse quantità di grandine che altrimenti avrebbero danneggiato i frutteti. Queste sono ciliegie con delle percosse da grandine, anche queste, e poi vediamo cosa c'è. Ecco qua, questa è una bella grandinata, sembra neve, ma in realtà questa è una bella grandinata che ha danneggiato non poco i vigneti. Questo era l'anno scorso esattamente. Qua questo è un eccesso di pioggia che può causare anche problemi poi di asfissia radicale a quelli che sono le coltivazioni. Questi sono danni da gelo sui fiori e frutticini di melo. Anche qua vediamo sempre danni da gelo. Come vedete non ci facciamo mancare assolutamente nulla. Allettamento del frumento causato da un vento forte. Insomma, ecco, sono tutti fenomeni meteorologici che causano danni sicuramente molto importanti alle colture agricole. Poi mi sembra, se non sbaglio, prima che lei vi abbia parlato di Verona come una provincia dove l'agricoltura ha un'estrema importanza. Effettivamente è così. Noi abbiamo un'agricoltura molto molto importante e devo dire con estremo orgoglio che comunque siamo leader in molti settori, nel mondo vitivinicolo, ma anche nell'ortofrutta, come pure nel tabacco, come pure nel settore zootecnico, soprattutto nell'allevamento aviario. Quindi abbiamo veramente un sacco di produzioni di estremo pregio da tutelare. Ecco il perché Codive è molto importante, perché fornisce un aiuto ai nostri associati tramite delle soluzioni assicurative, come diceva prima il presidente Ronca, e quindi da parte nostra c'è una consulenza e anche un aiuto con i nostri tecnici nel caso che ci possano essere dei danni in corso d'opera. Presidente, oltre alla consulenza che citava il direttore, c'è anche tutta un'attività di sensibilizzazione nei confronti degli agricoltori, cioè è vostro compito anche informarli sulla necessità, di avere delle coperture assicurative, perché purtroppo ci si pensa a volte a danno avvenuto. In realtà
è importante. Il lavoro agricolo non è come un lavoro al coperto, lavorate a cielo aperto e quindi l'imprevedibilità del meteo vi sottopone a degli stress notevoli, come abbiamo visto tra l'altro nelle immagini che ha mostrato il direttore, ha commentato il direttore. Sì, infatti come Codive insomma cerchiamo di sensibilizzare molto i nostri agricoltori, organizzando insomma comunque diversi convegni e soprattutto facendo promozione sul territorio per far sì che gli agricoltori assicurino nei tempi e nei modi adeguati le proprie colture a salvaguardia del proprio reddito. Ecco, quindi Codive ci tiene tanto a questa cosa, è il motivo anche che oggi siamo qui. Certo. Per promuovere insomma quelli che sono le forme di garanzia e soprattutto la tutela del rischio delle avversità atmosferiche a beneficio insomma dei nostri agricoltori, che purtroppo, come dicevi te, effettivamente non lavoriamo a cielo aperto e purtroppo insomma c'è la possibilità in queste annate di avere anche diversi problemini. Insomma, prima si vedevano delle reti che sì, aiutano tantissimo, però dobbiamo ricordare anche che Codive assicura anche gli impianti, perché alla fine a volte purtroppo capita che questi chiamiamoli uragani siano così talmente forti che purtroppo c'è bisogno anche di salvaguardare anche gli impianti, perché ne vediamo ormai ogni volta che succede una grandinata importante, purtroppo succedono anche queste cose qua, che gli impianti non reggono la forza insomma dell'avversità. Quindi Codive aiuta gli agricoltori anche in questo senso qua, che comunque sono investimenti veramente importanti queste strutture, e c'è bisogno insomma di aiutare gli agricoltori in caso insomma di rotture o soprattutto cedimenti che creano danni oltre che all'infrastruttura, ma anche a tutto il prodotto insomma, ecco. E tra l'altro c'è da ricordare che insomma vale la pena comunque assicurarsi, perché ci sono dei contributi pubblici importanti sul costo della polizza. Sì, effettivamente ci sono dei contributi importanti che ultimamente scarseggiano nel senso di tempistiche, però insomma stiamo lavorando anche col Ministero, insomma con le varie associazioni di categoria per far sì insomma che questo contributo arrivi nei tempi e nei modi più adeguati, insomma anche per non mettere in crisi le nostre aziende insomma, ecco, che sono sul territorio. Sappiamo insomma che la situazione non è delle migliori per molte colture, gli agricoltori ormai ci credono nelle assicurazioni, però insomma c'è bisogno anche di portare a casa nei tempi e nei modi più brevi possibili anche questo contributo qua, che è fondamentale per far sì che le aziende assicurino le proprie colture insomma, ecco. Tra l'altro, direttore, nel 2022 il valore assicurato da parte di Codive insomma è cresciuto del 33%, quindi davvero un balzo notevole percentuale. Sì, devo dire che nel 2022 siamo arrivati a quasi 550 milioni di euro di valore assicurato, inteso come valore delle produzioni. Su questi valori si sono stipulati dei contratti assicurativi per un costo di più di 70 milioni di euro come premi assicurativi, che abbiamo pagato noi come Codive e che poi successivamente noi con le modalità che vengono poi stabilite dall'Assemblea vengono chiesti naturalmente in restituzione agli agricoltori. Qua mi riaggancio un attimo al ragionamento che faceva il presidente Ronca. Diceva che appunto i contributi ci sono contributi fino al 70%, quindi importanti, ma naturalmente per una categoria estremamente importante, perché stiamo parlando del settore primario, e questi contributi di solito vengono prima pagati agli agricoltori e poi gli agricoltori li restituiscono a noi. 2022 insomma i soldi stanno arrivando un po' con il contagocce, causando problemi a tutti, perché poi con la guerra in Ucraina è cambiato il mondo e i tassi assicurativi i tassi bancari sono alle stelle,
e capite che con valori come 70 milioni di premi assicurativi da pagare, naturalmente ogni più piccolo ritardo va a influire molto su quelli che sono il costo degli interessi che paghiamo agli istituti bancari. Ecco, comunque sì, è stato un anno estremamente ricco di soddisfazioni, perché più del 30% di incremento testimonia ancora una volta la necessità dell'agricoltore di andare a tutelare il proprio reddito, perché è solo questo il sistema per riuscire a proteggersi da questi importanti cambiamenti climatici. Tra l'altro quest'anno è partito anche il nuovo fondo AgriCat gestito da Isonia. Preferisce parlarne lei? Lasciamo il presidente, il direttore forse... Ne parlo io, forse che è più una cosa tecnica, sì. Allora, AgriCat è secondo me un ottimo strumento perché siamo riusciti, comunque anche in questo periodo estremamente critico, a trovare un nuovo canale contributivo che va a soddisfare le esigenze degli agricoltori. Purtroppo la dotazione economica del primo anno, insomma siamo intorno ai 350 milioni di euro, che sembrano tantissimi, però se ragioniamo su un territorio italiano che è insomma molto vasto, 350 milioni di euro sono pochi, soprattutto se pensiamo a quello che è successo soprattutto in Emilia. Perché il fondo AgriCat va a risarcire eventuali perdite degli agricoltori sia assicurati che non assicurati per avversità catastrofali, quindi l'alluvione, siccità e gelo e brina. Insomma, non ci siamo veramente fatti mancare niente negli ultimi anni, perché tornando un attimino indietro, noi abbiamo avuto dei danni nel 2017 da gelo molto importanti, nel 2021 la replica, la siccità nel 2022 che insomma ha causato più di un batticuore all'interno delle aziende agricole tra gli agricoltori, perché poi anche questo insomma fino a qualche anno fa purtroppo la siccità era un problema solamente del centro-sud Italia. Adesso vediamo che purtroppo non è più così, e quest'anno poi c'è stata l'ultima disgrazia, che è quella dell'alluvione, che insomma ha messo in ginocchio una regione molto importante dal punto di vista agricolo come l'Emilia-Romagna. Ecco, l'unica cosa forse è che è una regione, se vogliamo una magra consolazione, una regione che sicuramente è abituata a rimboccarsi le maniche e a cercare di risolvere i problemi, e quindi mi auguro che riescano a risolvere presto i problemi e i danni che hanno avuto. AgriCat sicuramente darà una mano, però con solo 350 milioni di euro quest'anno secondo me riuscirà a dare una mano, ma abbastanza limitata. L'importante, ripeto, è che è un nuovo canale che va ad aiutare gli agricoltori, che non ho dubbi che messo a punto possa diventare un serio riferimento per gli agricoltori. Immagino che abbiate guardato con apprensione, diciamo, i fatti che sono accaduti in Emilia, no? Con i vostri colleghi, Presidente, che effettivamente sono stati colpiti, come ha ricordato il direttore, in maniera molto pesante. E qui ecco, bisogna sempre tener conto che è successo in Emilia, però siamo un po' tutti coinvolti, non esiste più il pericolo soltanto o la siccità, dicevamo, nel sud Italia, ma questi cambiamenti coinvolgono indistintamente da nord a sud. Sì. E purtroppo, come vediamo, insomma, si stanno verificando sempre più spesso, quindi sicuramente non bisogna abbassare la guardia, prendere le precauzioni giuste che possono aiutare anche nella salvaguardia del territorio, e questo insomma c'è da dare atto che comunque gli agricoltori hanno sempre avuto cura del territorio, e comunque se lasciati operare anche riescono a gestirlo in maniera efficiente e soprattutto insomma funzionale. Ecco,
ultimamente magari non si è riuscito più di tanto a gestire bene il territorio perché o per colpa chiamiamo di avversità anche atmosferiche, insomma, molto più importanti, però effettivamente dove c'è comunque la coltivazione, dove c'è comunque il presidio dell'agricoltore, certo. effettivamente si evitano magari certe catastrofi che possono verificarsi se non ci fossero, insomma. Ecco, dopo effettivamente l'alluvione come c'è stata in Emilia sicuramente era una cosa anche imprevedibile e sicuramente anche difficile da gestire. Lì non è compito nostro certo. trovare i colpevoli, però effettivamente, insomma, dove c'è agricoltura, se l'agricoltore viene lasciato operare, magari le cose potrebbero anche andare meglio. Ecco, lei, lo dobbiamo dire, insomma, è anche nel consiglio di amministrazione di Coldiretti Verona e del consorzio di tutela del Chiaretto e Bardolino e è all'interno della borsa merci della Camera di Commercio di Verona per quanto riguarda le uve e i vini veronesi. Tra le tante colture che abbiamo diciamo nel veronese, quella del vino è particolarmente vocata, no, al territorio ed è un valore sicuramente tra i più importanti, almeno dal punto di vista anche economico, non solo del prodotto. Sì, sicuramente per noi, insomma, l'uva è il prodotto principe, insomma, per quanto riguarda le nostre, per quanto riguarda anche il valore assicurato. E effettivamente, insomma, siamo in una zona dove comunque abbiamo anche tutte le caratteristiche per coltivare l'uva e trasformarla soprattutto in ottimi vini di cui conosciamo e che sappiamo l'origine, insomma. Ecco, quindi è un compito importante sicuramente anche il nostro, riuscire a trovare le formule giuste per tutelare anche il reddito per quanto riguarda i viticoltori. Stiamo anche lavorando per quanto riguarda quel problema, insomma, che ultimamente è di attualità, che è la flavescenza dorata, che purtroppo sta entrando bene nei nostri vigneti, però insomma se pratichiamo le buone culture e soprattutto le buone lavorazioni riusciamo anche a tenerla controllata e anche a debellarla, insomma. Ecco, come Codive abbiamo anche lì la possibilità, insomma, di aiutare gli agricoltori per quanto riguarda, insomma, questa fitopatia. Cerchiamo, insomma, di creare a pennello, per quanto riguarda tutte le culture, i prodotti e soprattutto il servizio fatto ad hoc. Ecco. Io alzo, adesso faccio vedere, vediamo se si può vedere a fronte camera, me lo metto qui, è una pubblicazione abbastanza voluminosa e pregiata dal titolo appunto 1972-2022, da 50 anni a fianco delle imprese agricole. Codive ha voluto celebrare, direttore, 50 anni di attività con una pubblicazione che insomma non possiamo mostrarvi a fronte camera, ma riporta anche foto storiche, articoli di giornale. Insomma, avete voluto celebrare questo traguardo, questo anniversario, riportando tra l'altro anche dati, statistiche, quindi degli elementi in qualche modo che richiamano anche a un aspetto più economico, numerico. Ci tenevate a mettere nero su bianco mezzo secolo di storia, no? Certo, anche perché insomma è un traguardo veramente importante. 50 anni di Codive nel territorio era un'occasione che andava assolutamente festeggiata. Questo libro che hai fatto vedere, ecco, sicuramente insomma, per noi è stato un lavoro molto impegnativo. Ci abbiamo messo un anno per cercare di comunque trovare tutti gli articoli e i relatori che scrivessero degli articoli per il nostro libro. È uno spaccato dei 50 anni e dell'evoluzione di quello che è l'agricoltura nel veronese, non solo per quanto riguarda la storia di Codive, che ovviamente è ben rappresentata, è il primo capitolo, però poi c'è tutta una parte legata all'evoluzione
e questo è stato un articolo che ci ha fatto la Camera di Commercio, all'evoluzione e al cambiamento degli ultimi 50 anni delle aziende agricole. C'è un articolo fatto da Azzoni che parla della variazione di quello che è l'andamento meteo, sempre appunto del cinquantennio, e poi altri articoli estremamente comunque importanti. Uno ce l'ha fatto il professor Frascarelli, presidente dell'Ismea, un altro articolo l'ha fatto Paolo De Castro, certo, europarlamentare e ex ministro dell'agricoltura. Insomma, è un libro fatto con il cuore, mi sembra che sia venuto molto bene. Se comunque qualcuno, ne abbiamo ancora qualche copia in ufficio, se qualcuno è interessato, volentieri, insomma, basta richiederlo. Ricordiamo che la sede appunto di Codiva è in Viale del Lavoro 52, dove si trova anche la sede di Coldiretti Verona. Insomma, siamo su Viale del Lavoro in zona ZAI di appunto Verona, vicino al casello di autostradale di Verona Sud. Sì. Presidente, appunto, dicevamo un nuovo corso, abbiamo fissato nero su bianco gli scorsi 50 anni, adesso c'è da pensare magari ai prossimi 50, forse facciamo un pensiero un po' più corto rispetto ai 50 anni, perché oggigiorno cambia tutto molto rapidamente, però ecco, insieme al suo nuovo consiglio, quali sono alcune linee guida, alcune direzioni che volete insomma intraprendere per avviare una nuova proposta all'interno di Codive, una proposta guidata chiaramente da lei come presidente, ricordiamo anche Mauro Mantovani vicepresidente, e potendo contare sull'esperienza del direttore Marani, quindi immagino che ci sia, no, qualche obiettivo a medio o a lungo periodo. Sì, sicuramente ci aspettano degli anni veramente importanti per quanto riguarda sicuramente l'agricoltura, che continua a evolvere, e stiamo lavorando e ci stiamo adottando anche per quanto riguarda tutta la sensoristica in campo elettronica, insomma, sempre per la gestione insomma, delle avversità, e soprattutto per cercare di prevedere queste avversità che ormai sempre più colpiscono le nostre aziende. Ecco, quindi puntiamo tanto sul digitale, la sensoristica e soprattutto l'innovazione che deve esserci per prevedere e soprattutto per affrontare al meglio queste avversità. Si sta parlando tanto di intelligenza artificiale, sicuramente, no, direttore, sarà l'agricoltura anche un campo di prova per queste nuove tecnologie. Già lo si fa in parte con il monitoraggio dei dati e quindi anche degli interventi. Certo, è vero, e per agganciarmi sempre al discorso appena fatto dal presidente Ronca, tra quelle che sono le attività di Codive, che non riguardano solo il discorso assicurativo e mutualistico, prima apro e chiudo una veloce parentesi, prima il presidente diceva che per esempio per l'uva ci sono anche delle soluzioni per andare a coprire la flavescenza, ma anche le altre fitopatie e infestazioni parassitarie. Questo è un progetto che stiamo portando avanti da una decina d'anni con Agrifondo Mutualistico, che offre tutta una serie di valide soluzioni complementari allo strumento assicurativo per andare a diminuire quelli che possono essere i danni alle aziende, non solo dell'uva, ma anche all'ortofrutta, ai seminativi e a tutto il resto delle produzioni. Però per ritornare, adesso certo, chiuso la parentesi, per ritornare alla sua domanda, parlando comunque di innovazione, Codive adesso sta iniziando un nuovo percorso, perché anche il vecchio ma il nuovo consiglio è partito proprio con questo input, quello di cercare di innovare, di dare informazione agli agricoltori anche di tutta una serie di comportamenti che possono andare a diminuire quelli che possono essere gli effetti dei cambiamenti climatici, comunque dei danni meteo avversi, per cui stiamo portando avanti dei progetti di informazione. Faremo proprio degli incontri dove
daremo questo tipo di informazione proprio ai vari settori di quello di cui è composta l'agricoltura veronese. Partiamo da quello che è il vitivinicolo, con tutta una serie di incontri informativi questo autunno, e poi andremo via via ad implementarlo anche con tutta una serie di altre azioni negli altri settori, insomma, dell'agricoltura. Per cui sicuramente non solo assicurazione, ma assicurazione, informazione, innovazione. Questo è quello che vuole il nuovo tre pilastri, consiglio, diciamo, del nuovo corso inaugurato, insomma, con l'elezione del presidente Davide Ronca. E allora davvero ringraziamo e facciamo un grande in bocca al lupo per i prossimi anni, presidente, a lei, al consiglio. Grazie. Ringraziamo il direttore Marani, insomma, per grazie aver a voi portato la per l'invito, testimonianza di tanti anni anche di esperienza, e soprattutto ricordiamo agli agricoltori che fossero in ascolto, insomma, che si possono rivolgere a Codive proprio per crescere assieme all'associazione, per in qualche modo essere maggiormente tutelati in un periodo in cui i rischi sono molto molto elevati. Grazie per essere stati con noi. Grazie a te. grazie ancora, grazie. Squadra che vince termina qui, noi ci vediamo alla prossima puntata.